disputa del match valido per la 14ª giornata del campionato di Serie B Girone B. Accogliamo con un grande applauso le formazioni che si fronteggiano qui nella splendida cornice della Belbotea Arena. Team Giorgione Calcio 5 e Padova. Ed intanto subito il saluto tra i capitani Tilal e Manzali in attesa del saluto delle squadre a tutti presenti qui alla Belbotea Arena. Ed eccolo qui il saluto delle squadre a tutti presenti qui alla Belbotea Arena. E adesso è arrivato il momento di dare lettura delle formazioni che scenderanno in campo tra pochi istanti, cominciando naturalmente dalla formazione ospite. Padova Calcio 5 con il numero 1 Vento, con il numero 2 Udash, con il numero 3 Portaluri, con il numero 4 Vianello, con il numero 5 Elafi, con il numero 6 Mabruk, con il numero 7 Tiandum, con il numero 8 Arraz, con il numero 9 Penzo, con il numero 10 il capitano Manzali, con il numero 11 Iorio, con il numero 12 Battagin, in panchina mister Alessandro Donisi. E adesso è arrivato il momento dei padroni di casa. Scende in campo il Team Giorgione con il numero 1 Villano, con il numero 2 Massarotto, con il numero 3 Danieli, con il numero 5 La Torre, con il numero 6 Casagrande, con il numero 7 Lo Schiavone, con il numero 8 Baron, con il numero 9 Vettore, con il numero 10 Capitano Tilal, con il numero 11 Gumeniuk, con il numero 12 Cecchin, con il numero 19 Aicheik, in panchina mister Thomas Bragagnolo. E adesso osserviamo un minuto di raccoglimento in memoria di Gigi Riva, grande bomber del Cagliari e della nazionale italiana. E questo è l'applauso di tutta la Belbotea Arena in memoria del grande Gigi Riva, scomparso in questi giorni. E dunque è il momento adesso dell'inizio del derby, del super derby tra Team Giorgione e Padova. Amici sportivi, buon pomeriggio e benvenuti alla Belbotea Arena. E allora è cominciato il match valido per la 14ª giornata del campionato di Serie B Girone B. Di fronte per il derby padovano i padroni di casa del Team Giorgione, terzi in classifica con 25 punti, ed il Padova Calcio 5 decimo in classifica con 11 punti. Tante novità per le squadre in campo, in particolare per quanto riguarda le guide tecniche. Hanno cambiato tutte e due le formazioni, i padroni di casa hanno salutato mister Luigi Zanetti, torna in panchina Thomas Bragagnolo, il condottiero della scorsa stagione, che in questo campionato ha affiancato mister Luigi Zanetti. E per quanto riguarda il Padova Calcio 5 in panchina mister Alessandro Donisi, annunciato in questa settimana a sostituire mister Stefano Gaccione. Diamo un'occhiata intanto agli starting five delle due formazioni. Team Giorgione con Villano tra i pali, poi riconosciamo Vettore. Intanto attenzione, intanto arriva la rete per il Team Giorgione. E allora dopo soli 50 secondi arriva subito la prima rete per il Team Giorgione. 50 secondi e Team Giorgione in avanti.
Dunque nemmeno il tempo per cominciare con la telecronaca e subito team Giorgione in avanti con un'azione felina di bomber Mattia Vettore. Ricordiamo che Vettore è ad una sola rete a questo punto dal traguardo delle 100 in maglia team Giorgione. Appena 50 secondi e subito team Giorgione in avanti. Adesso calcio di punizione sul pallone Manzali e Udash. Stavamo dando lettura degli starting, ora proseguiremo. Intanto Udash, colpo di tacco per Manzali e qui la conclusione di Manzali con l'intervento di Villano. Dicevamo in campo per il team Giorgione, Villano tra i pali, Gumeniuk, Casagrande, Vettore e Ayceik. Ora andremo a verificare lo starting invece della formazione Pattavina. Tanto alla conclusione con una botta dalla distanza il giocatore Balid El Afi. Dicevamo tra i pali Vento, in posizione di centrale El Afi, Udash, Manzali e il giocatore con la maglia numero 9 che si appresta a battere il calcio d'angolo, Michele Penzo. Questo è lo starting bianco scudato. Padova sul pallone in questo momento nel tentativo di impattare il match. Udash, fronteggiato da Casagrande. Nuovamente Penzo sul pallone alla battuta del calcio d'angolo. Servire Udash al volo con il destro, Hamza Udash. Manca la mira al laterale italo-marocchino. Insieme a Manzali sicuramente la star della formazione del Padova Calcio 5, formazione partita veramente molto bene ad inizio del campionato, poi dal mese di novembre, dopo la sconfitta con la compagnia, è iniziato un po' un declino con 6 sconfitte e 2 pareggi, un declino che ha portato al cambio della guida tecnica con in panchina uno dei monumenti del futsal veneto, mister Alessandro Donisi. Tanta esperienza per lui sulle panchine di Trissino, Audace femminile, Alta Marca, Cornedo. È stato anche nello staff tecnico della Luparense, più di recente con Gifema, Luparense e Pupi. Intanto team Giorgione in avanti con Gumeniuk, sull'altro fronte Youssef Ayceik. Viene servito Bruno Casagrande, Vettore, colpo di tacco a favore di Casagrande, l'anticipo di Manzali. Avremo modo di parlare anche di quest'altro monumento veramente del futsal, in questo caso del futsal ancora giocato nonostante i suoi 46 anni di età. De Nilsson, Carvaio, R+, Manzali, super bomber che non sente il passare degli anni. Anche in questa stagione bomber non solo del Padova ma di tutto il campionato con 22 reti. El Afi lotta con Gumeniuk, l'ultimo tocco è di El Afi, dunque può ripartire il team Giorgione. Momento, dicevamo, un po' particolare per le due formazioni, cambio della guida tecnica, in particolare per il Padova c'è necessità di fare punti. Team Giorgione che comunque è sul podio del campionato con 25 punti a pari merito con il Futsal Giorgione, davanti c'è la compagnia con 30, poi il Bissuola con 28, mentre il Padova, dicevamo, dopo un inizio veramente molto buono, ha inanellato una fase un po' così che l'ha portata al terzultimo posto della classifica. Tanto Gumeniuk in avanti, il destro di Gumeniuk e la palla finisce sulla parte alta della traversa. Ancora spumeggiante la formazione del team Giorgione. Calcio d'angolo sul quale si porta Youssef Ayceik. Gumeniuk, il destro di Casagrande, intercetta Udash. Servito Penzo. Recupera il pallone Bruno Casagrande, qui Gumeniuk non si intende con Casagrande.
Team Giorgione è reduce anche dalle fatiche di coppa. Martedì in quel di Malo si è disputato il match di semifinale con la compagnia Malo, un match vinto dai ragazzi di Mr. Gaston Simeonato per 7-3. La doppietta di Vettore e la rete di Bruno Casagrande per il Team Giorgione. Udash intercetta Ayceik, ancora Hamza Udash a servire Elafi, prova il destro, Walid Elafi, conclusione che finisce di poco a lato. Elafi, giocatore di scuola Olimpia Verona, ha giocato con la formazione scaligera sia con l'Under 19 che in prima squadra anche in Serie A, alcune presenze anche in Serie A per il giocatore Elafi, pivot classe 2000. Casagrande, pallone per Vettore. Ayceik per Gumeniuk, riceve ancora Vettore, lotta a Vettore con Arraz, tanto Casagrande, Ayceik, prova il numero Gumeniuk, intercetta Elafi, Gumeniuk per Vettore, anticipato da Arraz. 14:56, se ne sono andati i primi 5 minuti di gioco nel primo tempo. Team Giorgione avanti per 1-0. Passa via intanto in sicurezza Bomber Vettore, pivot classe 99 con 12 reti all'attivo in campionato. Tanto Baron servito da Ayceik, scarica il destro, c'è l'intervento in fase difensiva di Nezar Arraz, uno dei nuovi acquisti della formazione patavina, scuola Arzignano. Nezar Arraz, laterale classe 2002. Tanto va la battuta Ayceik, sbaglia, riparte Manzali, in avanti Manzali, intervento in sicurezza di Villano. Riparte Vettore, prova ad andare via Vettore. Qui intanto c'è un tocco con la mano di Walid Elafi, arriva il cartellino giallo ai suoi danni estratto dal signor Peter Reinisch della sezione di Bolzano, che dirige l'incontro insieme al signor Giulio Cristina della sezione di Nichelino, al crono il signor Giacomo Zulian della sezione di Vicenza. Tanto Baron sul pallone per Tilal, Casagrande. Baron, ancora Casagrande, scambiano i due, servito in questo momento La Torre, ancora La Torre, qui intercetta la difesa padovana con Vianello e a branca in presa adesso Vento, che prova a rilanciare Hamza Udash, senza successo. Tilal, Casagrande, La Torre, due su di lui, si lotta e intanto mette fuori in sicurezza Arraz. Ancora Baron sul pallone, Tilal, Casagrande,
Prova a rincorrere il pallone la Torre, fa buona guardia e Lafi. Vianello prova a servire a Raz, non riesce l'aggancio al numero 8 in maglia blu. Intanto in campo in questo momento l'ultimo acquisto del Team Giorgione, con il numero 7 Luca Lo Schiavone, laterale classe 2001, proveniente dalla formazione del San Michele. Ha iniziato questa stagione in Serie 2 nel girone D. San Michele, squadra che gioca le partite di campionato in provincia di Bari. Lo Schiavone in questa prima fase di torneo ha anche messo a segno 4 reti. Ed è il debutto alla Belbotea Arena per Lo Schiavone, che abbiamo visto martedì invece impegnato nella partita di Coppa. Intanto c'è l'intervento del signor Giulio Cristina della sezione di Michelino. Ora si consulta con il collega Peter Reinisch. C'è un calcio di punizione in avanti, posizione ghiotta per il Team Giorgione, e in posizione di battuta c'è proprio, insieme a Capitan Tilal, anche Luca Lo Schiavone. Prova il destro ed arriva la rete per Luca Lo Schiavone. E allora 12:29 al termine del primo tempo arriva il raddoppio per la formazione del Team Giorgione. Mette a segno la rete del 2-0 il numero 7 Lo Schiavone. Il numero 7 Lo Schiavone, il numero 7 Luca Lo Schiavone. 2-0 Team Giorgione. Dunque è un buon debutto quello di Luca Lo Schiavone qui alla Belbotea Arena. Stavamo parlando proprio di lui, del neo acquisto della formazione guidata da mister Thomas Bragagnolo e del suo esordio alla Belbotea Arena, subito bagnato con una rete. Fatto calcio d'angolo. Ancora Lo Schiavone, prova il destro, murato da Penso. Intanto Tilal sul pallone. Qui Manzali ad anticipare la Torre. Baron sul pallone per la Torre con il sinistro. La conclusione con il sinistro di La Torre. Palla che finisce di poco a lato. Arraz in impostazione per il Padova che è senza centrali di ruolo, sono alcuni laterali che si adattano a quella posizione. Intanto Manzali con il destro, l'intervento con il piede di Villano, pericolo pubblico numero 1 di Nilson Manzali, una carriera eccezionale. Intanto il destro di Vianello che viene murato dalla Torre, riparte Lo Schiavone, spazza via Manzali, eccellente Manzali anche in fase difensiva. Qui si lamenta Manzali con il signor Reinisch. Ed è calcio d'angolo Team Giorgione, non è d'accordo Manzali. Tilal, La Torre, murato ancora da Manzali. Baron, Tilal,
Manzali sul pallone per Vianello, ancora Manzali, Arraz, scambia con Vianello, nuovamente Vianello, lotta con la Torre, Arraz, qui mette fuori la Torre, rientra intanto in campo bomber Mattia Vettore ad una sola rete dal traguardo delle 100 in bianco-rosso. Portaluri, nel frattempo è entrato in campo laterale con la maglia numero 3 Enrico Portaluri, talentuoso classe 2002, ex Petrarca e Futsal Giorgione, grande carriera a livello giovanile per Portaluri, bene anche in questa stagione con 9 reti all'attivo. Intanto Tilal per Vettore, recupera palla Penzo, Udash mette fuori il pallone il laterale italo-marocchino, Baron per Tilal, nulla di fatto in questa occasione per il team Giorgione. Nel match di andata 5-5, pareggio pirotecnico tra le due formazioni. Match disputato il 28 ottobre per il team Giorgione, la doppietta di Ayceik, quella di Tilal e la rete di Gumeniuk. Attenzione, intanto prova il destro Udash, viene murato da Casagrande. Nel match di andata invece la doppietta di Vianello, la doppietta di Iorio e la rete di El Madi. Intanto Penzo, Udash mette fuori Baron. Ancora Penzo, Portaluri, Manzali, Udash, prova il destro, Manzali murato da Vettore, Portaluri sul pallone, lotta con Ayceik, prova a mettere in mezzo Portaluri, esce il pallone, Baron. Sull'altro fronte Vettore, Casagrande, Baron, prova il sinistro, l'intervento di vento, Manzali per Udash, qui ancora una volta su di lui bomber Vettore, Udash, scodella per Penzo, colpo di testa, recupera Baron per Vettore, tanto c'è l'intervento del signor Peter Reinisch della sezione di Bolzano ad interrompere il gioco. Tanto Baron sull'altro fronte Ayceik, attenzione, la conclusione, arriva Vettore, gol! Ed è gol per Mattia Vettore. Ed è la doppietta personale per Mattia Vettore che in questo modo sigla la rete numero 100 con il team Giorgione. Un grande applauso per il giocatore Mattia Vettore, doppietta personale, 9-11 al termine del primo tempo, sono 100 in bianco-rosso. Team Giorgione 3, Padova 0. E ritorniamo dunque dal live al palazzetto, abbiamo assistito dunque ad un'altra rete del bomber Mattia Vettore, è la doppietta personale ma soprattutto sono 100 reti con il team Giorgione, traguardo veramente molto importante in quanto ha raggiunto in soli 2 anni e mezzo. Baron con il destro, murato da Penzo, tanto Ayceik. 8,35 dunque, team Giorgione a quota 3. Vettore tra l'altro che raggiunge quota 13 nella classifica marcatori, una classifica, l'abbiamo ricordato, guidata proprio da
Denilson Manzali con 22 reti. Un poco più indietro un altro super bomber, Fabrizio Amoroso dell'Isola 5. E poi ad un passo il giocatore Nurchi del Monastir, ormai nel mirino di Vettore. Ayçek, Casagrande, qui sbaglia Casagrande, 8,04. Prova ad imbastire una ripartenza il Padova. Udash intercetta Casagrande dalla lunga distanza Vettore, nulla di fatto per lui. Udash fronteggiato da Ayçek. Manzali, tanto Danieli in campo per il team Giorgione con la maglia numero 3, Mattia Danieli, laterale classe 2006, uno dei giovani più promettenti nel panorama del futsal veneto. Manzali sul pallone, Portaluri e Laffi. Vettore, 2 su di lui, lotta Vettore, arriva anche a supporto Manzali, si destreggia Vettore, messo giù Vettore, attenzione qui un po' troppa grinta da parte di Elafi, arriva anche il quarto fallo Padova, intervento falloso di Walid Elafi ai danni di Vettore e calcio di punizione per la formazione di casa. Ancora una volta Luca Lo Schiavone sul pallone. In barriera Elafi e Udash. Lo Schiavone con il destro, il muro della difesa patavina, Danieli. Ayçek. Si torna dalle parti di Giovanni Villano, lungo Villano a cercare Lo Schiavone, colpo di testa, esce il pallone. Buono l'impatto del neoacquisto Luca Lo Schiavone. Si prende sin da subito la responsabilità di battere i calci piazzati, lo fa anche con precisione. Tanto Udash, Lo Schiavone, Ayçek a cercare Vettore, pallone per Ayçek, ancora Ayçek, il sinistro, qui c'è la deviazione in calcio d'angolo di Leonardo Vento, estremo difensore ex Fenice. Calcio d'angolo battuto proprio da Youssef Ayçek. Attenzione al destro, al volo di Mattia Vettore. In questo caso conclusione che finisce altissima. 6:28 al termine del primo tempo. 3-0 team Giorgione. La rete di Lo Schiavone e la doppietta di Vettore. Manzali prova ad andare via, fa buona guardia Mattia Danieli. Elemento cardine della formazione l'Under 19 del team Giorgione insieme a Gianmarco Massarotto. Manzali alla battuta. Servire Hamza Udash. Su di lui Danieli. Prova ad andare via Udash, viene servito Vianello, Elafi, colpo di tacco. Ultimo tocco team Giorgione, riparte il Padova, Vianello. Ancora Vianello,
Udash il destro e arriva alla rete per il Padova. Gran rete dalla distanza di Hamza Udash. 5:55 al termine del primo tempo, accorcia le distanze la formazione del Padova. La rete viene messa a segno dal numero 2 Hamza Udash. 5:55, Team Giorgione 3, Padova 1. Attenzione, ancora in avanti il Padova, questa volta con Vianello. Subito dopo aver accorciato le distanze con Hamza Udash, ancora pericoloso il Padova, che si guadagna un calcio di punizione. Una posizione interessante. Udash è la quarta rete in campionato. Sul pallone Manzali, più defilato proprio Udash. Lunga rincorsa di Udash, Vito Manzali. Ultimo tocco Padova, quindi riparte il Team Giorgione. Vettore, spavvia Vettore, prova lo scavetto, mamma mia Vettore che numero, è andato via a Walid El Afi e poi ha accennato a uno splendido scavetto. 5:38 al termine del primo tempo. Mette in mezzo il pallone Bogdan Gumeniuk, si scusa con Vettore. High five tra i due, Vettore ha gradito le intenzioni del compagno. Udash, Manzali, ancora Udash, Arraz, Udash sul pallone, Arraz, Vianello, qui c'è una deviazione e dunque in avanti il Padova nel tentativo di accorciare ulteriormente le distanze. La battuta Manzali per Udash con il destro, questa volta svirgola il pallone il talentuoso laterale italo-marocchino Aycheik. Riparte il Padova con Manzali, qui fa buona guardia Luca Lo Schiavone. Manzali per Vianello, attenzione il destro di Vianello, mamma mia pericolo creato dal giocatore Alessandro Vianello, uno dei nuovi acquisti della formazione patavina, fa parte del terzetto arrivato dal Murazze. Qui intercetta Gumeniuk, viene servito Lo Schiavone, prova ad andare via Lo Schiavone, intercetta Udash, ma c'è Gumeniuk, il destro al volo, alta la sua conclusione. Vianello. Sono tre i giocatori arrivati dal Murazze al Padova, uno è Vianello, vediamo ora in campo, ma ci sono anche Iorio, in questo momento in panchina, e Battagin, estremo difensore Battagin. Alla battuta Vianello, Arras, Manzali fronteggiato dallo Schiavone, ancora Manzali, ruba palla Vettore, a servire Lo Schiavone, mette fuori Hamza Udash. Intanto arriva time out alla Belbote Arena. (4:09 al termine del primo tempo, 3-1 Team Giorgione, la doppietta di Vettore, la rete di Lo Schiavone, per il Padova la rete di Hamza Udash.
Si riparte dunque dopo il time out alla Belbotea Arena. 3-1 per il team Giorgione, Vettore sul pallone per Casagrande. Tilal, ancora Casagrande, manovra Casagrande a servire bomber Vettore, si gira Vettore, il sinistro e l'intervento di vento. In gran forma Mattia Vettore. Casagrande, Tilal, qui fa buona guardia a Raz. Casagrande per Tilal. Attenzione, destro di Casagrande, c'è la deviazione di Vianello. E calcio d'angolo dunque. Tilal, colpo di tacco per Casagrande, il destro viene murato da Vianello. 3-18. Lungo Villano a cercare Vettore, prova la spizzata. Mattia Vettore, Vianello sul pallone, Arraz, Penzo, Arraz, Vianello lotta con Gumeniuk, Casagrande, Gumeniuk. Tanto sul pallone Walid Hellafi, scambia con Vianello. Attenzione Vianello, mamma mia, ingenuità difensiva del team Giorgione, ne stava approfittando il Padova Calcio a 5 con Vianello. 2-28, brivido alla Belbotea Arena. Lungo Villano a cercare Massarotto. Tilal per Baron. Si fa vedere Massarotto. Massarotto, la conclusione, grande intervento di Leonardo Vento. 2-11. Pericolo creato dal giocatore Massarotto. Casagrande, il destro e arriva il tap-in di Baron sotto porta. 4-1, team Giorgione. 2-0-6 al termine del primo tempo. Arriva la quarta rete per la formazione del team Giorgione e la mette a segno il numero 8 Baron. Il numero 8 Baron. Il numero 8 Nicolò Baron. Dunque rientriamo dal live al palazzetto, intanto ci prova ancora il Padova con questo destro velenoso di Penzo, ma il team Giorgione ad aver messo nuovamente la freccia con il giocatore Baron. Gol sotto porta di Nicolò Baron, è l'ottava rete stagionale per lui. Tanto Penzo scambia con Vianello, mette fuori Massarotto, subito buono l'impatto di Massarotto. Arraz prova la conclusione, viene murata da Massarotto. Riparte Tilal, ancora Tilal, intervento di Hellafi, lotta Tilal, si recupera il pallone, ancora la lotta con Walid Hellafi. Casagrande,
Baron. Tilal, fronteggiato da El Afi. Massarotto, Baron. Prova il numero, Baron. Branca in presa, Vento. Arraz, meno di un minuto al termine del primo tempo. Penzo sul pallone, fronteggiato da Casagrande. Prova il destro, El Afi. Casagrande, qui intercetta El Afi. Vianello. Ora Vianello. Riparte il team Giorgione con Casagrande, messo giù Casagrande. Intanto c'è un cartellino giallo ai danni di mister Stefano Valso sulla panchina del Padova ed è quinto fallo Padova. Casagrande per Baron, fronteggiato da El Afi. Pallone ancora una volta per Casagrande, scarica il destro, l'intervento di Vento. Massarotto. Attenzione a Baron con il destro. Qui c'è il muro di El Afi che spazza via. Arraz scambia con El Afi, sull'altro fronte Vianello. Arraz. La conclusione della distanza, qui c'è il tocco di Villano, 7 secondi, c'è calcio d'angolo Padova. Penzo alla battuta. Tilal lotta con Arraz, mette fuori Vento e siamo in chiusura veramente, dunque si va al riposo sul risultato di 4-1. Le reti per il team Giorgione di Vettore con una doppietta, Barone e lo Schiavone per il Padova, la rete di Hamza Udash. A tra poco per l'inizio della ripresa e si va
E si riparte dunque per la ripresa di questo match valido per la 14ª giornata del campionato di Serie B, Girone B, un primo tempo convincente per la formazione di mister Bragagnolo, avanti per 4-1 sul Padova, la doppietta di Vettore che raggiunge le 100 in biancorosso, la rete del neo arrivato allo Schiavone, la rete poi di Baron per il Padova, la rete invece di Hamza Udash. E si riparte dunque con il Padova in avanti nel tentativo di accorciare il passivo. Arraz, pallone per Udash, prova il sinistro, viene murato da Casagrande. Arraz, Udash, scambia ancora con Arraz, Penzo, Ayceik, il sinistro, l'intervento di vento. Arraz prova a ripartire, inseguito da Ayceik. Udash prova ad andare via Udash con il destro, grande intervento di Villano. Qui sfugge il pallone ad Udash che si dispera. Abbiamo ricordato tra le varie formazioni con le quali ha giocato Udash c'è lo Sporting Altamarca. Udash è il secondo marcatore di tutti i tempi dello Sporting Altamarca con 99 reti. Meglio di lui solo Youssef Ayceik in questo momento sul pallone, 130 reti. Intanto si ferma Ayceik, vede che il giocatore Udash ha qualcosa che non va, non si sente tanto bene, molto probabilmente forse un piccolo attacco d'asma, respiro un po' pesante per Udash, lo sentiamo fin qui sugli spalti, speriamo veramente nulla di grave per lui. Qui il pronto intervento di Stefano Valso, all'improvviso è mancato un po' il respiro, ma sembra tutto bene per lui, precauzionalmente rimane in panchina, sostituito da Vianello. Un applauso intanto per il giocatore Hamza Udash. Insomma, piccolo spavento qui alla Belbotea Arena, all'improvviso Hamza Udash è sembrato avere qualche problema di respirazione. Ayceik intanto prova il sinistro, viene murato da Vianello. Vettore, intervento in scivolata di Arraz. La situazione in questo momento sembra sotto controllo per Udash, a cui vengono prestate le dovute cure dalla panchina biancoscudata. Ayceik, Casagrande scambia ancora con Ayceik. Casagrande, Gumeniuk per Ayceik. Casagrande, Ayceik lotta con Manzali, intercetta Arraz, prova ad andare via Arraz, scarica il destro, una gran conclusione del giocatore Arraz. 17:48. Tanto piccoli esercizi di stretching per Hamza Udash, che sembra ritornato in buona forma, e speriamo veramente di poterlo rivedere in campo nella ripresa. È stata veramente molto bella la scena nella quale il vecchio compagno di battaglie Ayceik si è fermato, si è letteralmente fermato vedendo Udash in difficoltà. E loro, lo stavamo proprio ricordando, sono i due più grandi bomber dello Sporting Altamarca, si conoscono, hanno giocato parecchio insieme, 229 reti in due con lo Sporting Altamarca, tante battaglie insieme. Ayceik si è letteralmente fermato vedendo il compagno in difficoltà. In questo momento Udash comunque sta bene. Vianello scambia, compenso, attenzione, intervento in scivolata di Casagrande, rilevato, intervento falloso di Bruno Casagrande, cartellino giallo ai suoi danni.
Intanto può rientrare in campo Hamza Udash. Si riaccomoda momentaneamente in panchina il giocatore Penzo. Calcio di punizione dunque per il Padova. Si porta sul pallone proprio lui, Hamza Udash. Pallone per Manzali, ma intercetta Gumeniuk, ancora lui, dribbla Vento, ma dribbla anche se stesso. Buono il dribbling ai danni di Vento, ma poi si allunga troppo il pallone e nulla di fatto per Gumeniuk. La gran cavalcata del laterale ucraino. Intanto si riaccomoda in panchina Gumeniuk, lascia spazio a Baron, autore della quarta rete per il team Giorgione. Proprio Baron in questo momento sul pallone, scambia con Casagrande. Sull'altro fronte Vettore. La buona guardia Vianello. Vento intanto va a servire Manzali. Udash. Manzali. E Laffi a servire Udash. Qui ancora una volta intervento di Bruno Casagrande. Udash sul pallone, 16 e 18 al termine del match. Scambia con Manzali, prova il destro. Hamza Udash. Nulla di fatto per lui. Si riparte da Giovanni Villano, stop di Vettore, lotta proprio con Udash, mette fuori Manzali, classe 77, Denilson Manzali, 46 anni e non sentirli, 22 reti in questa stagione, 25 nella passata stagione, valanghe di gol in tutta la carriera. Intanto Ajceik, il pallone per Vettore che scivola, si riprende Vettore, slalom, manca solo la parte finale di questo suo splendido gesto tecnico. Riparte il Padova, ancora Udash sul pallone, colpo di tacco per Manzali, Vianello, Manzali a servire ancora una volta Vianello, attenzione l'intervento di Villano per Ajceik, anticipato da Laffi, fa buona guardia Villano, 15 e 33, 4-1, team Giorgione. Vettore, Baron, recupera il pallone Udash per Manzali, fronteggiato da Ajceik, servito Laffi, Udash, Vianello, e Laffi, ancora Udash, tessetta Baron, Vettore, il puntone con il destro di Vettore. Primi 5 minuti della ripresa se ne sono andati, ancora più 3 per il team Giorgione, riparte il Padova con Udash, prova ad andare via Udash con il sinistro Udash, palla che finisce sull'esterno della rete, nulla di fatto per il Padova. Baron, Vettore, Tilal, numero di Tilal, servito Baron, Casagrande, Vettore, su di lui Manzali, Baron con il sinistro, intercetta Udash, riparte Iorio. Nel frattempo è entrato in campo Iorio per il
Padova scarica il destro da lunga distanza, è debole la conclusione del numero 11 Federico Iorio, ex Murazze. Laterale classe 2000, Iorio, l'abbiamo ricordato, fa parte del terzetto di giocatori giunti a Padova dal Murazze insieme a Vianello e all'estremo difensore di riserva Battagin. Manca l'aggancio vettore, Udash, Elafi, Penzo, Elafi fronteggiato da Casagrande, servito Iorio, Penzo, attenzione al suo destro, la deviazione di Tilal. Altro giocatore dall'ottimo curriculum è proprio Penzo, che tra l'altro 10 anni fa ha giocato qui vicino a San Martino di Lupari. E Lafi prova la botta al volo con il destro, chiede la deviazione. Dicevamo l'esperienza con la Luparense calcio a 5 di Penzo, era molto giovane naturalmente Penzo. Tanto arriva un altro cartellino giallo ai danni di Iorio. Era la Luparense di mister Fulvio Colini, affiancato da Angelo Robson Marani per quanto riguarda la formazione under, e Penzo faceva un po' la spola fra le due formazioni. Aveva tra l'altro già avuto una buona esperienza al Venezia, anche con alcune presenze in Serie A. Tilal, fronteggiato proprio da Penzo. Lo Schiavone, Baron, Tilal, La Torre, prova l'imbucata Tilal, buona l'intenzione. 13:29 al termine del match. Calcio d'angolo, va la battuta Baron, intercetta Iorio e Lafi. Sull'altro fronte Penzo, troppo lungo per lui il pallone. Baron, lo Schiavone, ancora Baron, lo Schiavone, La Torre, arriva di gran corsa lo Schiavone, ancora lui, prova lo slalom, viene fermato da Elafi, spazza via intanto Leonardo Vento. Tilal sul pallone, Baron, La Torre, su di lui Udash, arriva a supporto anche Penzo, spazza via con grinta e determinazione lo Schiavone per non rischiare alcunché. Udash, Iorio, fronteggiato dallo Schiavone. Udash, Elafi, Udash, su di lui Tilal, prova ad andare via Udash, scarica il sinistro, grande intervento di Giovanni Villano con il piede, gran sinistro di Hamza Udash e l'intervento di Villano. Intanto arriva anche Elafi con il destro, intervento in sicurezza di Villano. Ancora una volta lo Schiavone, Baron, lascia scorrere il pallone Elafi. Udash, prova ad andare via Udash, recupera palla La Torre, La Torre lotta con Udash, alla meglio Udash, tanto cade a terra il laterale classe 93. Baron per lo Schiavone,
Rinvio lungo di vento a cercare Harraz. Non riesce a stoppare il pallone Nezar Harraz. Tanti giocatori di origini marocchine nella formazione patavina. Intanto attenzione allo schiavone. Lo schiavone, nulla di fatto, fa buona guardia Leonardo Vento. Dicevamo tanti giocatori di origini marocchine nel Padova, naturalmente abbiamo ricordato Udash, ma ci sono anche Hellafi, Mabrouk, oltre naturalmente ad Harraz. Lo schiavone a servire Baron, su di lui Iorio, la torre, prova ad andare via la torre. Va giù la torre, tutto regolare, riparte Hellafi. Harraz. Penso per Hellafi. Harraz. Hellafi. Iorio, la deviazione di Lo Schiavone. Stiamo per entrare nell'ultimo quarto di questo match. Ancora Harraz sul pallone, su di lui la torre, sguscia via Harraz. Servito Iorio, attenzione allo schiavone, la torre, mamma mia, che occasione per il team Giorgione, a botta sicura la torre, ma la sua conclusione non va. Penzo, Manzali, scambia con Iorio. Recupera palla Baron, attenzione, lo schiavone prova lo scavetto. Ha provato uno scavetto, lo schiavone. Nulla di fatto, peccato, questa poteva essere veramente una rete fantastica. Penso, scambia con Iorio, Manzali, Harraz, ancora Penzo. Iorio recupera palla Tilal, scambia con Vettore, Tilal, intervento di vento, Harraz scarica il destro, mamma mia che rete per Harraz. 9:27, accorcia le distanze il Padova e mette a segno la rete del 4-2 il numero 8 Nezar Harraz. Questa è veramente una gran rete, quella di Harraz, un gran destro dalla distanza imparabile per Villano e dunque si riporta sotto il Padova. Partita dunque con 9:18 da giocare, ancora apertissima. Penso, tanto ha fatto il suo ingresso in campo per il Padova Nassim Mabrouk, ultimo arrivo nella formazione patavina. Mabrouk, giocatore proveniente dal Pupi, squadra che ha... Attenzione intanto a Vettore, Ayçiçek, prova il sinistro, Ayçiçek, altra occasionissima per il team Giorgione sul tandem Vettore-Ayçiçek. 8:45. Dicevamo di Mabrouk, ultimo arrivato alla corte del Padova Calcio a 5, giocatore proveniente dal Pupi, squadra che disputa il campionato di Serie C. Ayçiçek. Sul pallone proprio Mabrouk. Servito Manzali. Penzo.
Manzali, attenzione, il destro, grande intervento di Villano, Penzo con il destro, intercetta Bruno Casagrande. Servito Danieli. Casagrande con il sinistro, grande intervento del giocatore Leonardo Vento. Sinistro di Danieli, ancora Vento. Manzali. Ancora Manzali, prova il numero, recupera il pallone Vettore. Vettore, fronteggiato da Penzo, arriva a supporto anche Manzali, servito Danieli, attenzione. E qui non si intende con Ayceik. Ayceik sul pallone. Vettore. Qui sbaglia Vettore, riparte Mabruk. Mabruk. Servito Manzali, ma arriva con un anticipo provvidenziale Bruno Casagrande. Ayceik. Si accentra Ayceik, scarica il sinistro. Conclusione finisce di poco a lato. 7-16. Riparte Arraz. Penzo. Manzali. Mabruk. Su di lui Casagrande, ancora Mabruk sul pallone. Arriva Arraz, il destro, questa volta la mira non è ok per Arraz, prima veramente si è esibito in una conclusione chirurgica, in questo caso sballata la mira per Nezar Arraz. 6:52, 4-2 Team Giorgione. Alla battuta Casagrande per Ayceik. Intercetta Manzali, prova ad andare via Manzali, fa buona guardia Casagrande, intercetta Mabruk, ancora Manzali, prova lo scavetto, traversa, Udash, gol, mamma mia, che gol per il Padova. Accorcia le distanze ulteriormente il Padova Calcio 5, 6:32, la rete del giocatore Hamza Udash. Team Giorgione 4, Padova 3, la rete di Udash che segue la sua doppietta personale. E dunque un Padova che ha accorciato ulteriormente le distanze con la doppietta personale di Udash. Una rete un po' particolare, la palla che è carambolata anche sulla traversa prima di finire praticamente addosso a Udash, che ha dovuto sostanzialmente spingere la palla in rete. Attenzione, intanto Vettore anticipato da Vento. Riparte Vianello, 6 minuti, Manzali, la deviazione di Gumeniuk. Vianello, Mabruk, servito ancora Vianello, Udash, attenzione qui la deviazione di Casagrande che stava per giocare un brutto scherzo a Villano, calcio d'angolo. Partita molto simile al match di andata, dobbiamo dire. Speriamo naturalmente non nel risultato finale. Riparte Vettore, ancora Vettore, lotta con Vianello, va via Vettore, messo giù, tutto regolare a giudizio della direzione arbitrale. Riparte come un treno Udash, ancora Udash, attenzione, servito Manzali, Manzali, grande intervento di Ayceik. Vento, Udash, dicevamo partita simile al match di andata con un Team Giorgione sempre avanti e poi un Padova a rifarsi sotto nella parte finale del match. Intanto Manzali, la conclusione larga, la conclusione di Denilson. Manzali, intanto arriva time out alla Belboté Arena.
5-0-8 al termine del match, Team Giorgione avanti 4-3. Padova che si è riportato sotto con Udash negli ultimi minuti. Tutto il calore della Belbotea Arena negli ultimi minuti per sostenere i nostri ragazzi. Partita apertissima quella tra Team Giorgione e Padova, calcio a 5. Cinque minuti ancora per capire chi si aggiudicherà questo importantissimo derby padovano. Il Team Giorgione per punti preziosi in zona vertice della classifica, mentre il Padova a caccia di importanti punti salvezza. Tanto la Torre, Casagrande, Baron, la conclusione potente con il destro di Baron, fuori di un nulla. Manzali, Udash, Mabruk. Pallone per Vianello, prova a mettere in mezzo Vianello, pallone troppo lungo per Manzali, 4:35. Baron a cercare Gumeniuk, Casagrande, Gumeniuk prova ad andare via, fa buona guardia Udash, Mabruk, Vianello, attenzione, prova ad andare via, Udash, su di lui la Torre, ancora Udash, si accentra, scatenato veramente il laterale classe 93 Hamza Udash, ovviamente il migliore dei suoi, qui viene murato dalla Torre. Udash mette in mezzo con il sinistro, qui manca il tap-in e Lafi. Gran numero di Udash, provato il tap-in vincente sotto porta Walid Helafi. Tre minuti e 43 al termine del match. Riparte il Padova con Penzo, servire Mabruk, su di lui Gumeniuk, ancora Mabruk sul pallone, la deviazione di Bogdan Gumeniuk. Penzo per Manzali, Helafi, Mabruk, Helafi scambia ancora con Mabruk, Penzo, Mabruk, 3:15, qui sbaglia Mabruk, intercetta Casagrande, Gumeniuk, si destreggia Gumeniuk, recupera palla Manzali, attenzione, Penzo sul pallone, Mabruk, riceve Helafi, Mabruk, Penzo, Helafi, Manzali, intervento efficace di Gumeniuk, va la battuta Manzali, 2:46, Helafi, qui grande intervento di Casagrande ad anticipare Penzo, Manzali per Helafi, recupera palla Tilal, Baron, prova ad andare via Baron, prova il destro e qui non trattiene inizialmente Vento, poi ci mette una pezza, gran conclusione di Baron, incerto in questo frangente Vento. Helafi, 2:19, prova la conclusione, murato da Baron, mette fuori in sicurezza Casagrande, brividi ancora una volta alla Belbotea Arena. Altra occasione Team Giorgione con Baron. Intanto Manzali sull'altro fronte, fronteggiato da Gumeniuk,
Manzali mette in mezzo, ancora una volta ci mette una pezza Bruno Casagrande. E intanto arriva time out alla Belbote Arena. Al termine del match, Team Giorgione ancora avanti, +1 Team Giorgione, tutto il calore della Belbote Arena per sostenere i nostri ragazzi in questi 2 ultimi minuti di gioco. Ce l'ho qua, Dio boh, non ce l'ho. Però me la scarico, dai, la prossima. Sì, madonna. Vai, mettiamo quella. Bon. Si riparte dunque a 2 minuti al termine del match. Padova che dunque prova con il quinto di movimento, Hamza Udac con la maglia rossa di quinto di movimento. Manzali, Penzo, prova il destro, l'intervento con il petto di Villano, poi prova la conclusione Udac, nulla di fatto per il Padova. Vettore, colpo di testa, mamma mia, occasionissima anche per il team Giorgione con Mattia Vettore. Aiceik per Vettore, gol! Per Vettore, gol! Arriva la tripletta di Vettore, 1,37, quinta rete team Giorgione e la mette a segno il giocatore Vettore che sigla in questo modo la sua tripletta personale, 1,37, 5-3 team Giorgione. Dunque torniamo dal live al palazzetto. Non ha portato frutti la mossa del quinto di movimento del Padova e il team Giorgione che ha arrotondato il punteggio con una rete di Vettore. Mattia Vettore che in questo modo ha siglato la sua tripletta personale. Baron, il destro di Baron e arriva anche la sesta rete per il team Giorgione, 1,10, 1 minuto e 10 al termine del match, sesta rete team Giorgione, la mette a segno il numero 8 Baron, Nicolò Baron, doppietta personale per lui, 6-3, ultimo minuto di gioco. E dunque adesso il team Giorgione ha rimesso un pochino le cose a posto con queste 2 reti. Penso intanto, attenzione Manzali, aspettiamo un pochino a parlare, ma insomma le reti di Vettore e di Baron hanno rimesso un pochino le cose a posto, 3 reti di vantaggio, 52 secondi, un discreto margine di sicurezza. Intanto penso il volume alto con Finfonina, mi raccomando. È Lafi. È Lafi sul pallone. Mabruk. Penzo. Recupera il pallone Baron. Manzali scarica il destro, viene murato dallo schiavone, riparte il team Giorgione. Aiceik. Serve lo schiavone. Intervento di Leonardo Vento a servire adesso Walid El Lafi. Prova ad andare via El Lafi.
8 secondi. Baron, 5 secondi. High shake ed è finita, finisce così dunque questo match valido per la 14ª giornata del campionato di Serie B, girone B dunque il team Giorgione si aggiudica questo match per 6 reti a 3, vi ricordo ancora una volta i marcatori per la formazione del Padova, la doppietta di Udash, la rete di Arraz per il team Giorgione, la tripletta di Vettore, la doppietta di Baron, la rete di Lo Schiavone. Adesso è il momento di fare festa per i nostri ragazzi, dunque le squadre sono schierate al centro del parquet della Belbote Arena per il saluto tutti presenti qui alla Belbote Arena, e adesso naturalmente è il momento di festeggiare. Voglio vedere uno spettacolo qui sugli spalti per applaudire i nostri ragazzi dopo questa splendida prestazione, tutti insieme. Tutta la Belbote Arena per i nostri ragazzi, come fa? E tra pochi istanti le interviste di fine match, rimanete con noi.
Neanche corso. E allora, nuovamente in diretta dalla splendida cornice della Belbotea Arena di Tombolo e siamo in compagnia del man of the match di questo team Giorgione Padova Calcio 5, terminato sul risultato di 6-3, la tripletta di Bomber Vettore. Bomber, questa è una partita un po' particolare, insomma, perché con queste tre c'è la carica dei 100 euro, insomma, no? Una grande carica, raggiungi questo straordinario obiettivo delle 100 reti, ma aspettiamo naturalmente a commentare questo grande traguardo. Prima un giudizio su questa partita, 3 punti che ci volevano per il morale e per tante altre cose. Sì, è una partita che dovevamo vincere, soprattutto per il morale, per quello che è successo in settimana. Abbiamo cambiato allenatore e quindi dovevamo vincere assolutamente per noi, ecco, e per dare morale alla squadra e cercare di andare più avanti possibile, ecco. Senti, oggi non è stato facile, il Padova che era sì terzultimo in classifica, ma la classifica non deve ingannare, questa era una formazione che soprattutto nella prima parte di stagione stava andando molto bene, insomma veramente vi ha reso la vita molto dura quest'oggi. Sì, sono una squadra che comunque possono creare problemi, a noi all'andata ce l'hanno creata fermandoci. La partita di oggi è stata comunque abbastanza combattuta, sono sicuramente una squadra da non sottovalutare perché quando meno te l'aspetti loro riescono a tirarti fuori quello che a volte ad altre squadre manca, quindi bisogna sempre stare attenti quando giochi contro certe squadre. Senti, un team di Giorgione che a questo punto insomma consolida questo podio del campionato, 28 punti, non molla il futsal Giorgione, rimangono ai primi 2 posti la compagnia del Bissuola, è un team Giorgione che vuole lottare fino alla fine, no? Certamente è un team Giorgione che cercherà di lottare fino alla fine dove è possibile e adesso ci aspettano 3 partite dove secondo me deciderà il campionato. Se fai bene quelle 3 partite forse riuscirai a raggiungere un certo obiettivo, se no non importa, noi daremo comunque il massimo. Senti, quest'oggi duello Vettore Manzali, la prossima partita duello Vettore Amoroso. Che impressione fa affrontare insomma questi bomber, questi monumenti del futsal nazionale? Fa un certo che comunque loro sono da anni nel mondo del calcio a 5, fanno sempre tanti gol, io cerco di fare il mio, spero di un giorno di arrivare ai loro livelli e prendo spunto da loro, ecco. Quindi li stimo per questo e quindi aspettiamo, vediamo. Intanto Bomber Vettore scala la classifica marcatori, sale a 14 reti in campionato e quest'oggi, insomma l'abbiamo detto, raggiungi questo traguardo veramente molto importante in poco più di 2 anni, 101 reti e che emozione provi in questo momento, insomma un grande traguardo. Sì, sono molto contento di me stesso, sono felice di aver raggiunto questo traguardo anche in poco tempo. E questo mi dà fiducia per continuare a fare meglio e cercherò di arrivare anche a più alto come quota. Senti, una dedica per questo successo, insomma, per questo traguardo molto importante. A chi la dedica per questi 100? Io questa 100 la dedico a mio papà e sinceramente anche a Gigi, che è l'allenatore che avevamo prima, perché io lo stimavo sia come allenatore, soprattutto come persona, quindi anche se non fa parte più di questa società volevo dedicarlo a lui e niente, basta. Beh, queste sono veramente parole fantastiche. Io chiudo qui l'intervista perché sei un grande giocatore ma anche un grande uomo. È tutto veramente per oggi, dunque con Bomber Vettore che è l'MVP di questo match, tripletta personale, 101 gol in maglia Team Giorgione è tutto. Il Team Giorgione si è aggiudicato il derby padovano per 6-3, l'appuntamento adesso è nuovamente qui, non c'è trasferta ma si torna alla Belbotea Arena in occasione della 15ª giornata, il big match tra Team Giorgione e Isola. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao a tutti.